Per la 36esima edizione della Giostra della Rocca di Monselice il mercatino medievale ha trovato spazio nel castello, simbolo della città. Tutte le contrade in mostra su iniziativa del Comune e dell'immobiliare Marco Polo della Regione. Questo significa qualcosa di particolare perché significa un inizio probabilmente di un percorso che ci vedrà organizzare insieme alla Regione e insieme all'immobiliare Marco Polo anche altre attività che naturalmente hanno una valenza turistica molto importante, oltre che una valenza importante per la città perché il castello insomma è un po' il simbolo della nostra Monselice. Le 9 contrade di Monselice si sono raccontate al pubblico con i mestieri e gli usi che hanno caratterizzato la città nel Medioevo e nei secoli a seguire. Gioiellieri e scalpellini, casari, tessitori, apicoltori, fabbri e produttori di armi e corazze, vignaioli, artigiani e tintori della pelle, mugnai e fornai. I bambini guardano e imparano. Naturalmente ringrazio anche tutte le contrade, il presidente della giostra Virio Gemignani, tutti i volontari, i capi contrada e i volontari delle contrade per il lavoro che hanno fatto, anche se con le normative Covid siamo stati un po' limitati, però ho potuto visitare anch'io il mercatino e devo dire che è stato molto bello, molto ben studiato, preparato e quindi è all'interno di un contesto che è unico insomma nel suo genere. Carmine, Caoddo, Marendole, Monticelli, San Bortolo, San Cosma, San Giacomo San Martino e Torre hanno portato al castello qualche centinaio di instancabili e disponibili figuranti, volontari orgogliosi di appartenere a una comunità dalla storia antica. Io sono rimasto veramente sorpreso e piacevolmente da questa manifestazione che vede tantissimi volontari dell'Associazione della Giostra della Rocca e veramente ci mostrano quelli che hanno i mestieri e quelli che hanno le abitudini anche del periodo medievale, anche nel Veneto. Quindi devo veramente fare il mio plauso a questi volontari e anche alla loro preparazione. Domenica prossima appuntamento con la Quintana, sfida di destrezza e abilità.